Questo testo si cala anche a pieno titolo su un interesse diretto del Consiglio regionale Veneto. Lo abbiamo visto dalla vocazione dell'associazione, che è quella della tutela ambientale, di preservare un territorio fragile e di combattere il degrado che in modo naturale avanza in quei tipi di territori, anche con tutto il tema del bacino scolante, della conformazione geografica per vocazione e motivi naturali del territorio. Ma c'è anche un altro interesse, che è quello di come la storia delle cavane, la storia dei cavanisti insieme alla storia di Giare entra a pieno titolo in quella che è la storia di molto spesso la nobiltà veneziana, le storie di alcuni dogi, delle storie di transito e di commercio che in qualche modo vedevano in Giare non solo una porta di accesso per Venezia, ma vedevano un collegamento e un punto strategico di quella che è la Venezia come noi la conosciamo ora. Quindi un insieme tra tutela e difesa del territorio, un insieme tra storia e anche sotto alcuni aspetti abbiamo visto archeologia e arte di quei siti, e non in ultimo anche sotto un aspetto prettamente più moderno che ci consegna un territorio oggi così com'è, ma come si è arrivati ad avere oggi questo tipo di territorio così com'è. Quindi un'opera straordinaria che in qualche modo mette insieme nostalgia, storia, cultura e tradizione, nomi di persone che hanno lavorato in prima persona su questi temi e quindi che in qualche modo grazie a quest'opera restano anche immortalate da una parte e dall'altra, diciamo, si riesce a mettere nero su bianco quei pezzi di storia che molto spesso negli entroterra si rischiano di perdere se vengono tramandati solo a voce. Un obiettivo per il futuro fondamentale, abbiamo capito oggi che senza salvaguardia e senza tutela e senza protezione del territorio non solo accade quello che molto spesso la cronaca ci consegna, ma non dobbiamo mai dimenticare che il luogo che noi oggi viviamo e calpestiamo è possibile grazie alla cura, alla tutela e alla salvaguardia di chi c'è stato prima di noi, che con opere territoriali, paesaggistiche e idriche ci ha consegnato il territorio che noi oggi viviamo, perché altrimenti non saremmo neanche con i piedi per terra durante questa intervista così dove siamo ora. Giare e le cavane sono un simbolo del nostro territorio. Stiamo scoprendo anche questioni nuove, quindi riscoperte culturali, siti storici, siti archeologici che noi intendiamo valorizzare, come intendiamo come amministrazione valorizzare tutta la Gronda lagunare. Abbiamo dei progetti, abbiamo dei soldi, li abbiamo messi noi, ovviamente ne servirebbero molti di più. Quindi l'intento è valorizzare ma anche chiedere a tutti, perché diventa un patrimonio comune, di occuparsi di questo territorio. I cavanisti fanno la loro parte, ma se vogliamo tutti fare la nostra parte è necessario mettere tutti qualcosa in più. Il libro nasce da un'esigenza che ormai i soci che hanno fondato questa associazione ormai sono ultra ottantenni e quindi rischiavamo di perdere le testimonianze reali di chi ha costituito questa associazione e chi ha fatto queste cavane in sostanza. E quindi c'era la necessità di produrre un documento che restasse nella storia, se no perdavamo quei valori e quelle cose importanti che hanno costruito e hanno portato avanti queste persone qua.